Il sogno per adesso è svanito, la Virtus Entella saluta la B dopo 4 anni meravigliosi fatti di momenti bellissimi ed altri più difficili. Scrive così sul sito ufficiale della squadra biancoceleste Marco Bianchi all'indomani della gara di ritorno dei play-out salvezza disputata ieri sera ad Ascoli. Un pareggio a reti inviolate ha sancito la retrocessione in Lega Pro della squadra diretta nelle ultime decisive partite dall'ex capitano Gennaro Volpe. Niente da dire sull'impegno, sulla dedizione che ci ha messo la squadra. Io ho dato tutto me stesso in queste 4 settimane e i giocatori devo solo ringraziarli per la disponibilità, per la professionalità, per il rispetto che hanno avuto nei miei confronti. Quindi un grazie per quello che hanno dato in campo fino alla fine. Purtroppo non siamo retrocessi oggi. La retrocessione, quando retrocedi, è figlia di tante cose, di tanti errori. Che poi la società con calma analizzerà. Al di là della delusione per aver mancato l'obiettivo salvezza, l'analisi a più ampio respiro porta ad individuare i molti segnali positivi che la società e la squadra hanno saputo imprimere in questi anni. Con una certezza, l'ambizione, la passione e la voglia espressa dal presidente Gozzi proprio alla vigilia della partita. Posso dire che l'Entella ha una risorsa unica e straordinaria che è Antonio Gozzi. È da lì che l'Entella ripartirà più forte di prima. La nota di maggior calore arriva dai 300 tifosi che hanno seguito la squadra nella trasferta ad Ascoli, superando anche la difficoltà di un pneumatico forato lungo il tragitto. Nel momento cruciale della stagione non è mancato il loro supporto. Un grazie a tutti i tifosi che con grande sacrificio ci ha seguito in una trasferta così lunga per sostenerci. L'amarezza e il dispiacere che non gli abbiamo potuto regalare una gioia. Dobbiamo solo leccarci le ferite e ripartire più forte di prima, perché questa società ripartirà più forte di prima.